Svolta per il nuovo ospedale di Padova Est, trovato nelle ultime ore l'accordo tra Regione e Comune dopo mesi di battaglie e polemiche. In questo momento a Venezia viene illustrato il progetto dal governatore. Ex popolari, non solo soddisfazione per la costituzione del fondo per i risparmiatori truffati e il raddoppio da 50 a 100 milioni, per molti beffati la soluzione si tradurrà in briciole. Autonomia, la trattativa procede in velocità, il sottosegretario Bressa, mai stato un confronto così avanzato su questo tema, preintesa prima della fine della legislatura. Il giallo di Cornuda, emerge la doppia vita di Sofia, la donna scomparsa ormai da un mese, oltre a Pascal aveva una relazione anche con altri 2 uomini. Dramma Vicenza, anziano muore dopo 2 mesi di agonia in ospedale, era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Oggi pomeriggio intanto a Chioggia i funerali della 14enne travolta in bici. Mestre, controlli antidroga dei carabinieri negli istituti superiori, trovata marijuana in una classe e così è stata segnalata alle forze dell'ordine una studentessa sedicenne. Referendum per la fusione di 4 comuni del Padovano, l'unione fallisce a causa della vittoria del no in una delle amministrazioni. 7 consiglieri di quel comune si dimettono e cade la giunta. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione al racconto delle ultime ore. Dunque avete sentito, c'è la svolta per quanto riguarda il nuovo policlinico di Padova, l'ospedale del Veneto, così come spesso in questi anni è stato definito. Tra poco ci collegheremo con Tiziana Bolognani, che in questo momento è insieme al governatore Luca Zaia e al sindaco di Padova Sergio Giordani, perché proprio in questi istanti stanno illustrando ulteriori dettagli sul progetto. Qualche anticipazione per quanto riguarda Padova Est, l'avvio del cantiere entro 3 anni e mezzo, 8 anni complessivi per avere l'opera finita, il costo dovrebbe essere attorno ai 500 milioni di euro. Tra poco dunque ulteriori aggiornamenti. Intanto le ex popolari. Non solo soddisfazione per la costituzione, lo dicevamo, del fondo di ristoro per i risparmiatori truffati, il raddoppio dai 50 ai 100 milioni di euro. Per molti beffati però la soluzione potrebbe tradursi in briciole. Mi pare una risposta estremamente parziale, può andare bene per i casi umanamente più sensibili, ma la verità è che è andata distrutta una stagione di risparmio e che troppe famiglie sono in sofferenza. Da 180 a 360 euro ad azionista. Questo a spanne il calcolo del risarcimento previsto dal raddoppio fondo vittime di truffe bancarie approvato la scorsa notte in Commissione Bilancio alla Camera. Da 50 a 100 milioni di euro, meno vincoli per ottenerli, ma spalmati però in 4 anni e per tutti i casi scoppiati di recente in Italia. Non cantano certo vittorie i risparmiatori di Veneto Banca, peraltro indifferenti a quanto sta portando avanti la magistratura romana. Io ho tanto fiducia su Trinca perché lo vedevo un uomo in gamba, così lo conoscevo anche tramite il mio lavoro che facevo, però sono rimasta tanto delusa, tanto. Non spero niente, vorrei almeno una parte, insomma, che potessero dare qualcosa a sti azionisti, perché insomma i miei figli dicono lascia perdere mamma, aspetta e vediamo. Non so in che termini, come tempo gli danno, con quale fasce di reddito, se fanno l'ISE per chi fa la richiesta, è un po' un mistero capire. Poi 100 milioni su 220.000 risparmiatori veneti è un nulla, sono cosa? Saranno 5 euro a testa. L'amministrazione comunale, quasi in risposta a questo fondo definito tiepido, sta portando avanti invece un'altra iniziativa. Una legge speciale affinché si riconosca la particolarità della situazione dei soci risparmiatori, che hanno uno status diverso rispetto ai soci investitori che erano consapevoli del rischio. È la prima volta che si arriva a uno stato così avanzato di confronto, ma ci tengo a ripeterlo, voler definire tutte le 23 materie significa in realtà non affrontare nessuna. Lo ha ribadito il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa nel corso di un'audizione in Commissione bicamerale per le questioni regionali. L'intesa deve essere approvata dal Parlamento e tutti noi ci siamo dati appuntamento alla seconda metà di febbraio per fare il punto della situazione, ha spiegato Bressa. Tutto questo lavoro in ogni caso non vogliamo che vada disperso, quindi abbiamo messo a punto un meccanismo secondo il quale, se nei prossimi mesi ci dovessero essere difficoltà ad affrontare queste tematiche, ebbene tutto ciò dovrà essere motivato. Sentiamo com'è andata ieri.
L'incontro è stato positivo, sottosegretario Bressa e Barretta, e direi che è un incontro che va nella direzione sperata. Abbiamo parlato ovviamente del futuro e di questa preintesa o intesa che dir si voglia che vogliamo firmare. Così il governatore Luca Zaia al termine dell'incontro sull'autonomia che si è tenuto a Roma con i sottosegretari agli affari regionali Gian Claudio Bressa e all'economia Pierpaolo Baretta. Sono 5 i tavoli aperti su altrettante materie: sanità, lavoro, istruzione, ambiente e rapporti UE, per le quali è iniziata la discussione. Ne mancano altri 18, sottolinea il Presidente del Veneto, ma la macchina è partita e questo è l'importante. Come importanti sono le tempistiche per sottoscrivere l'intesa. Fondamentale che si firmi ovviamente questo provvedimento tra Governo e Regione del Veneto alla volta di gennaio. L'obiettivo è quello di fornire indicazioni a chi salirà al governo, in modo che chiunque ci sarà, spiega il governatore Zaia, abbia già stabiliti criteri, tempistiche e modalità per affrontare una trattativa che dovrà continuare in un alveo già tracciato. Anche il sottosegretario Baretta punta a raggiungere un'intesa prima della fine della legislatura. E arrivare prima che l'attività parlamentare si concluda del tutto ad una preintesa, non so come la vorremmo chiamare, che definisca un percorso e che dia il segnale che si fa sul serio. E ora il giallo di Cornuda con le rivelazioni sulla doppia vita di Sofia Melnik, scomparsa, lo ricorderete, ormai da un mese. Pare che oltre a Pascal avesse 2 uomini. Un facoltoso settantenne residente in Emilia-Romagna che frequentava da 9 anni, poi a settembre l'innamoramento per un medico trevigiano e la decisione di lasciare Pascal. 2 uomini nella vita di Sofia Melnik, la 43enne ucraina scomparsa da Cornuda lo scorso 15 novembre. A rivelarlo uno di loro, il geologo settantenne, in un'intervista concessa alla trasmissione Chi l'ha visto, che indaga sull'inquietante sparizione della donna e sul successivo suicidio del compagno, il 50enne Pascal Daniele Albanese. Il professionista ha raccontato di essere stato il primo a denunciare la scomparsa di Sofia, che a Bologna quindi non si recava per il lavoro di interprete, ma per trascorrere del tempo col settantenne che avrebbe anche pagato la casa di Cornuda in cui la coppia viveva e a cui aveva raccontato che Pascal era solo un cugino, poi l'amore per un medico e l'annuncio al compagno: me ne vado. Un'amica della 43enne ha riferito della violenta reazione di Pascal. La sera della scomparsa doveva incontrarsi proprio col medico, a lui l'ultimo SMS, con termini però che la donna non era abituata a usare, secondo le amiche. Il sospetto è che l'abbia inviato qualcun altro. Poi, sulla sorte di Sofia, il buio. Intanto Chioggia è pronta a fermarsi oggi alle 15 per i funerali di Chiara Pavanello. La 14enne è morta sabato scorso in un incidente stradale lungo la Romea, travolta da un'auto mentre si trovava in sella ad una bicicletta elettrica assieme a un'amica. Prevista una grande partecipazione delle scuole, ci saranno i compagni di Chiara, quelli dell'alberghiero San Donà che lei frequentava, quelli del Veronese dove era stata iscritta per un breve periodo all'inizio di quest'anno scolastico, ma ci saranno anche gli studenti delle altre scuole di Chioggia che già nei giorni scorsi si sono stretti idealmente attorno alla famiglia di Chiara con la folta partecipazione alla veglia di preghiera martedì sera alla fiaccolata sul lungomare della serata precedente. Arriveranno anche da Cavarzere, dall'Istituto Marconi, la scuola frequentata dal fratello e dalla sorella di Chiara, amici, studenti e insegnanti. A celebrare il rito sarà il vescovo Monsignore Adriano Tessarollo e ovviamente adesso anche gli amici, non solo fratello e fidanzato, che lanciano un appello sui social nelle ultime ore: quando usate la bicicletta accendete il faro perché siate più visibili. Ora ci colleghiamo con Vicenza, c'è Gabriella Basso per aggiornarci. 2 mesi fa un grave incidente, un anziano investito dopo 2 mesi di agonia è morto. Ci aggiorna dunque Gabriella Basso. Buongiorno a te telespettatori di Antenna 3 da Vicenza, dove un 87enne vestito ancora il 19 ottobre scorso è morto dopo 2 mesi di agonia. L'anziano era rimasto investito sulle strisce pedonali in viale Anconetta. Ora la procura vuole vederci chiaro per stabilire se vi sia una correlazione tra i 2 eventi. L'anziano Nico Baratto era residente in città ed è deceduto appunto nei giorni scorsi nel reparto di rianimazione del San Bortolo, dove appunto era ricoverato da metà novembre proprio a causa dell'emorragia cerebrale dovuta probabilmente all'incidente dalla quale non si era più ripreso. Lo scorso 19 ottobre erano le 7 di sera quando il pensionato stava attraversando viale Anconetta accompagnato dalla badante, un cittadino moldavo di 61 anni. I 2 sono stati colpiti di striscio da un'auto che però non si era fermata. Ad avere la peggio era stato proprio l'anziano che ha dovuto ricorrere alle cure sanitarie al San Bortolo per traumi riportati. Gli agenti della polizia locale erano comunque riusciti a risalire al conduttore
conducente dell'auto, un 42enne residente a Torre di Quartesolo, denunciato con l'ipotesi di lesioni stradali e omissione di soccorso. Ora la procura potrebbe decidere di aprire un'inchiesta per omicidio stradale. Fondamentale sarà in questo caso la consulenza dei medici. Da Vicenza per il momento è tutto, la linea torna allo studio. E ora le impressionanti immagini dell'incidente in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Cavasagra di Vedelago, un 38enne di Quinto di Treviso che in sella al suo scooter è rimasto incastrato tra due auto, lo vedete, che si sono scontrate poco lontano dalla chiesa. L'incidente alle 8:40 di questa mattina con su M118 e vigili del fuoco subito accorsi sul posto. Lo scontro e le stesse immagini che stiamo vedendo farebbero pensare al peggio. Fortunatamente il 38enne se l'è cavata solamente con traumi di media gravità e è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Queste immagini sono davvero impressionanti. Ora ci spostiamo a Venezia, come anticipato ci colleghiamo con Tiziana Bolognani per le novità in merito al nuovo Policlinico di Padova. Tiziana, hai credo sentito pochi istanti fa proprio Luca Zaia e il sindaco di Padova Sergio Giordani, allora quali novità ci sono? Buongiorno a te intanto, buongiorno ai telespettatori. È un vero e proprio regalo di Natale quello che Regione e Comune di Padova fanno ai veneti, ma soprattutto alla sanità del Veneto, che con questo nuovo progetto avrà valenza internazionale. Un accordo che pone la parola fine a un progetto, a un lavoro, una discussione che sta andando avanti da almeno un decennio. Il Comune concede gratuitamente la proprietà di Padova Est alla Regione e così la Regione può costruirci il nuovo Policlinico. Verrà ripulito, così è stato detto, ristrutturato l'ospedale Giustiniano, resterà esattamente dove sta il Sant'Antonio e il nuovo Policlinico sarà realizzato da una stazione appaltante che è stata individuata evidentemente nell'azienda ospedaliera. I costi 500 milioni di euro il progetto complessivo che sarà realizzato entro 8 anni, 3 anni e mezzo ci vorranno invece per l'apertura dei cantieri, l'avvio, la posa della prima pietra. 6 le fonti di finanziamento individuate in questo momento dalla Regione, sia fonti pubbliche che fonti private, ma sarà un advisor a stabilire quale sarà la migliore soluzione. Per quanto riguarda l'area dello IOV resta pubblica e di competenza della Regione, così come di competenza della Regione il Sant'Antonio. Per quanto riguarda invece il finanziamento c'è un'ultima cosa da aggiungere, perché la Regione ha richiesto l'accesso ai fondi dell'INAIL e Zaia però ha anche detto: mi aspetto che Cassa Depositi e Prestiti intervenga. Noi riprendiamo le linee direttive che ci siamo dati quando abbiamo iniziato a fare questa discussione. Il sindaco Giordani ha detto che questo è un grande regalo di Natale per i cittadini e soprattutto per la sanità, e che questo, il momento della firma di questo accordo, era un desiderio che aveva già espresso il 25 giugno, che è il giorno del suo insediamento. Esatto. Per il momento io non avrei altro da aggiungere, a meno che tu non abbia domande. Grazie Tiziana, gli aggiornamenti ovviamente poi a partire dalle 18:30, grazie dunque a Tiziana Bolognani, collegamento da Palazzo Balbi, l'avete sentita, in qualche maniera proprio in questi istanti poi sta intervenendo Massimo Bitonci, l'ex sindaco di Padova, con una conferenza stampa improvvisata, perché se questi sono gli estremi è come passasse dunque quella che era la sua linea negli ultimi anni sul fronte ospedale. Ora le corse notturne, forse addirittura corse clandestine per le strade di Fontane di Villorba nel Trevigiano. Corse con auto potenti e rumorosissime per le strade di Fontane e Chiesavecchia o rotatorie imboccate contromano. Accade a Villorba e sono i residenti della popolosa zona residenziale a farlo sapere e a subire la situazione. Il sindaco Marco Serena però allarga le braccia: si può fare ben poco se non si è lì presenti al momento del fatto, e pizzicare i responsabili sul posto non è cosa semplice. Le corse a bordo di auto sportive avvengono di notte, i potenti motori arrivano a velocità elevate e i rallentatori, che dovrebbero frenare gli spericolati, diventano invece dei veri e propri trampolini su cui decollare per ricadere poi qualche metro più in là.
con tutti i pericoli che comporta per loro e per gli altri utenti della strada. Sappiamo perfettamente chi sono, fa sapere il sindaco, ma si guardano bene dal farlo quando scorgono la polizia locale o arrivano denunce circostanziate, oppure sarà difficile sanzionarli. Il problema è stato sollevato anche nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale, ma non è di facile soluzione. Neanche l'uso di telecamere sarebbe sufficiente per immortalare e soprattutto punire le scorrerie. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco poi con altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, ora ci occupiamo di migranti ed è un progetto che starebbe prendendo forma a Padova, potrebbero arrivare altri profughi precisamente nella zona della stazione. Sono preoccupati i residenti di Via Avanzo, zona difficile dietro la stazione dove la percezione di insicurezza è alta. Da alcune settimane infatti sono in corso lavori di ristrutturazione all'interno di un edificio e i residenti sono convinti che si stia realizzando una struttura di accoglienza per migranti o quantomeno uno sportello informativo per i richiedenti asilo. I cittadini affermano di aver visto arrivare letti e materassi. Della vicenda si stanno occupando alcuni consiglieri comunali. Ora la droga tra i banchi di scuola, ci aggiorna in diretta da Mestre Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, stanno continuando i controlli iniziati nei mesi scorsi da parte dei carabinieri della compagnia di Mestre per contrastare lo spaccio di stupefacenti e l'utilizzo all'interno degli istituti superiori della zona. I militari dell'Arma, dopo aver effettuato proprio pochi giorni fa dei controlli al capolinea a CTV di Milano durante l'orario di rientro degli studenti da scuola, si sono presentati con una squadra di cinofili del nucleo carabinieri di Torreglia di Padova col cane antidroga nella sede dell'istituto Gritti di via Muratori, dove con l'aiuto dell'amico a quattro zampe addestrato alla ricerca di stupefacenti hanno controllato tutti gli androni, le aule e le varie pertinenze della scuola per cercare dello stupefacente e in effetti i controlli hanno dato esito positivo perché è stata rinvenuta una dose di oltre 2 grammi di marijuana detenuta da una minorenne che è stata poi segnalata alla prefettura di Venezia. Il sequestro dello stupefacente ora verrà anche ulteriormente approfondito per comprendere dove sia stato acquistato e soprattutto con quali modalità. Questo ulteriore rinvenimento a scuola che è stato effettuato testimonia l'ormai largo uso di droghe soprattutto tra i giovanissimi, tra i minorenni, anche proprio all'interno dei plessi scolastici. I servizi verranno predisposti ancora a sorpresa anche nei prossimi giorni, naturalmente a questo punto dopo le vacanze natalizie presso altri istituti scolastici. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, con il telegiornale di Venezia torniamo in onda alle 19. Questa sera 20:10 sarà ospite il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, ma ieri c'era il primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro che ha spiegato che cos'è il Blind Trust e poi ha attaccato i 5 Stelle. Diciamo, cos'è il conflitto di interessi? È quando tu ti occupi di una cosa di cui non dovresti occuparti, conflitto di interessi. Io non l'ho mai avuto. Io lavoro in tutta Italia, non lavoro a Venezia solo ho portato soldi, io i soldi li porto alla Reyer, cioè io do, e questi, ma cioè, pensate un po', poi sai, è vero che se uno si è iscritto, uno si è iscritto al partito, che altro si è iscritto al movimento, ho la tessera, e allora se ho la tessera devo accettare, allora devo stare in squadra. Ecco, purtroppo no, sono anarchico, sono libero, non ho tessere, non ce l'avevo prima e non ce l'ho neanche adesso. A me sto sistema mi fa un po' schifo, sinceramente. E il Movimento 5 Stelle per questa roba quasi deve diventare come che altri, perché sono irrigidimentati. Allora, siccome io penso che gli elettori del Movimento 5 Stelle, a loro parlo, io Fiore, cioè anch'io avrei pensato di protestare dopo la crisi economica, cioè, ma non hanno una proposta, tanti di loro, io alcuni di loro sono anche brava gente, devo dire, ma però non sono tutti così, cioè il sistema, allora cosa dicono? Siccome devo fare opposizione e dire un tacco di balle, ma ne dicono guarda, denunce continuamente, cioè bisogna fargli il calcolo di cosa costano questi qui a continuare a fare esposti di tutti i tipi alla procura, cioè un giorno ogni 10 esposti vince il bamboletto d'oro, il mongoletto d'oro si dice una volta, perché di questo stiamo parlando, pensa al lavoro che viene fatto per niente, quanto fai, dici ma io mi sono tolto un pezzo di soldi, un pezzettino su 10.000 euro ne prendi 7, capirai, per gente che non ha mai fatto niente in vita sua, siccome vince mi sono proprio cavare stipendio. Io sono un sindaco a gratis.
E a proposito di soldi e posti di lavoro, c'era preoccupazione per i dipendenti e le imprese Benetton dopo lo sfogo dello stesso Luciano Benetton, che torna alla guida della sua azienda. I sindacati hanno incontrato i lavoratori per riferire quanto comunicato dall'azienda. Il pareggio di bilancio si dovrebbe raggiungere nell'arco dei prossimi 3 anni, grazie anche al ritorno appunto di Luciano Benetton. Io ho lavorato per tanti anni con Luciano Benetton e ho fiducia di lui. Positivo, siamo fiduciose. 2 assemblee in mattinata a Castrette, la replica nel pomeriggio a Ponzano. Sindacati e lavoratori sanno che alla Benetton la situazione non è semplice, ma si continua a respirare aria di ottimismo, a cui ha contribuito non poco l'annuncio del rientro di patron Luciano. E le comunicazioni fatte ieri dall'azienda e riportate oggi ai dipendenti sono confortanti. L'azienda ci ha comunicato sostanzialmente che effettivamente c'è una situazione molto pesante, molto critica, ma che hanno già una visione di che cosa si dovrà fare. Si è parlato quindi di nuove collezioni, di aggredire nuovi mercati, di una riorganizzazione dell'organizzazione interna dei lavoratori e quindi di che cosa sperano di fare per il futuro. L'organico dei dipendenti, ha fatto sapere l'azienda, non verrà toccato. Loro non ci hanno parlato assolutamente di tagli, anzi hanno dichiarato che non ci saranno i tagli. Situazione difficile, ma le condizioni per il rilancio ci sono, commenta Nicola Brancher, segretario generale della FEMCA CISL, sulla stessa linea la segretaria della Filtem. Io sono fiduciosa su quanto emergerà, anche perché lo dobbiamo essere per il futuro di questa azienda. Questa azienda occupa 1400 dipendenti, non scordiamocelo, senza considerare tutto l'indotto, ed è un'azienda molto importante per il territorio appunto trevigiano, e quindi tutti si augurano che ci sia insomma il ritorno della grande Benetton. Torna la nostra rubrica dedicata ai vostri presepi, quindi non dimenticatelo, continuate a segnalare alla nostra redazione, questi sono i contatti, redazione@tele3.it, il telefono 0422 023 0898, un sms, potete inviare anche qui video, foto e il racconto del vostro presepe via WhatsApp al 351 1755 340. Resta solo il tempo di ricordarvi gli ospiti nelle trasmissioni oggi. Tra pochi minuti c'è ore 13 insieme alla CGIL, affronteremo i temi tasse e pensioni per il prossimo anno, quindi quali sono le previsioni, insieme a Giacomo Vendrame, il segretario della CGIL Treviso, Paolino Barbiero e Pierluigi Cacco. Poi questa sera 20:10 sarà ospite, come anticipato, il sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Grazie per averci seguito, ci rivediamo a partire dalle 18:30, ora il meteo. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo insieme nel dettaglio la previsione per il 21 dicembre. Sul Veneto il cielo quest'oggi si presenterà più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti, ma non sono attese precipitazioni. Foschie e nebbie mattutine sulle pianure centrali, più spazi soleggiati invece altrove. Il clima risulterà essere piuttosto freddo, con temperature massime non più alte di 5 gradi, valori notturni compresi tra -5 e -1 grado. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? L'atmosfera risulterà essere stabile sulla nostra regione, sarà infatti una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le province. Vediamo anche in questo caso l'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, valori notturni sotto zero ovunque con estese gelate. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà un'altra giornata all'insegna del bel tempo, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio. Qualche addensamento e locali nevicate anche a bassa quota saranno possibili sui settori alpini di confine. Concludiamo con l'andamento delle temperature, le massime sono attese sui 5 gradi, minime ampiamente sotto zero ovunque. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo. I venti invece saranno moderati, settentrionali, localmente deboli sulla laguna di Venezia.
Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.